Sin dalla sua comparsa sul pianeta Terra, l'uomo impara a ricreare dei suoni per accompagnare molti momenti della sua esistenza. Riti religiosi, feste e banchetti, ma anche battaglie e parate militari. Oggi però, le uniche testimonianze che possediamo del mondo antico sono resti archeologici di strumenti musicali e raffigurazioni di uomini nell'atto di suonare, cantare o danzare. Da essi comprendiamo che in epoca preistorica gli uomini imitano soprattutto suoni naturali, utilizzando la voce o il battito delle mani, e oggetti trovati in natura o appositamente fabbricati per essere suonati. All'età della pietra risalgono infatti i primi strumenti a percussione e i primi flauti, ricavati da canne di bambù e ossa o corna di animali. Versioni poco più evolute sono usate ancora oggi dalle popolazioni tribali del mondo, come il didgeridoo, strumento a fiato caro ai Maori australiani. Con il passare dei millenni, le civiltà evolvono e con loro anche il modo di fare musica. Sumeri ed egizi contribuiscono alla nascita degli strumenti a corda e al perfezionamento di quelli a fiato. Entrambe le tipologie si diffondono poi in tutta Europa, dando vita ad alcuni strumenti caratteristici di molte civiltà, come la buccina romana, la cornamusa scozzese e la balalaica russa. Ebrei e greci cominciano ad associare musica e poesia e a tramandare i testi da musicare. Dalla civiltà greca provengono inoltre i resti più antichi di sistema di notazione e i primi testi di filosofi e matematici che sviluppano una teoria musicale. Il musicista si trasforma così da imitatore di suoni a creatore di armonie.